Il sorriso e l'emozione dei bambini che in diretta TV hanno ritirato i regali testimonia l'alto gradimento di pubblico per la trasmissione Auguri 287, il programma andato in onda martedì scorso sulla nostra emittente. Grazie alla generosità degli sponsor, in quasi 3 ore di diretta, magistralmente condotta in studio da Giusy Moscato e Salvatore Sorce per la regia di Angela Sorce, è stata anticipata di un giorno la Befana. Sono stati regalati giocattoli a oltre 40 bambini. In ausilio della collaudata coppia di conduttori anche la giovanissima Claudia Matina. Il format Auguri 287 non prevedeva nessuna difficoltà per i concorrenti, che dovevano solo chiamare studio e scegliere da un tabellone il cartellino indicante uno degli sponsor, dietro al quale vi era un numero corrispondente a uno dei tanti giocattoli messi a disposizione. Una corsa telefonica al regalo che ha più volte mandato il tilt, il centralino, che è stato letteralmente preso d'assalto dai giovani telespettatori. Auguri 287 comunque è stata anche spettacolo, con le performance artistiche della giovane cantante Giorgia Vaccaro, allieva dell'Accademia di Canto Sirius di Rita Costa, e dei poeti Salvatore Sciortino, senior e junior. Graditi ospiti anche i simpatici personaggi Disney, Topolino e Minnie. Lo scopo prefissato da Sicilia TV e dagli sponsor della trasmissione era quello di intrattenere il pubblico regalando sorrisi e giocattoli ai più piccoli. A giudicare dalla risposta avuta, possiamo tranquillamente affermare che l'obiettivo è stato più che raggiunto. Un plauso quindi allo staff del programma, che è riuscito a regalare un pomeriggio diverso al pubblico da casa, il tutto all'insegno di una sola parola, ovvero allegria.